Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ore 13 dedicata alla salute. Oggi sul piatto due importanti argomenti. Parleremo di distacco della retina e parleremo poi di patologie dentarie, di interventi per risolvere questi problemi, ma legate soprattutto a pazienti affetti da altri tipi di malattie. Ne parliamo insieme ai nostri due graditissimi ospiti che ringrazio per essere qui con noi. Ringrazio il dottor Giorgio Santin, primario dell'unità oculistica dell'USL 4 Veneto Orientale. Buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno e grazie per essere qui, anche al dottor Michele Capuzzo, primario di odontostomatologia dell'USL 4 Veneto Orientale. Buongiorno. Ricordo a voi a casa il numero per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti al 0422 1626 798. Allora iniziamo subito con il dottor Santin. Ho detto che l'argomento sul piatto è quello del distacco della retina. Innanzitutto ricordiamo che cos'è la retina a chi da casa ci sta guardando. Perfetto. Esattamente questo è la cosa giusta per iniziare questo argomento, cioè capire cos'è la retina. Di fatto la retina è una sottilissima membrana, vediamo qui una foto che ho preparato, che avvolge tutta la parte interna dell'occhio. Questa membrana è essenziale per la visione perché al suo interno ci sono delle cellule, che sono i coni e bastoncelli, le quali ricevono il segnale luminoso e lo traducono in stimoli elettrici che poi arrivano attraverso quello che vedete si chiama nervo ottico direttamente al cervello, per cui non è sbagliato dire che in realtà la retina è un'estensione del cervello al di fuori del cranio e quindi qui capiamo quale sia l'importanza di questa struttura. Parlando di questo, arriviamo poi al punto, cioè al distacco della retina, che è l'argomento di cui trattiamo oggi. Il distacco della retina è appunto il distacco di questa sottile membrana dalla parete a cui normalmente è adeso. Le chiedo subito, certo. Mi scusi, è frequente come problematica questa? Allora, la problematica è di circa un caso ogni 10.000, quindi diciamo che non è frequentissimo, tuttavia capiamo bene che è una patologia che è comunque molto presente. Noi a San Donato trattiamo circa 250-300 patologie di retina per anno e di cui una parte legata proprio al distacco di retina, altra legata a patologie chirurgiche della retina. Stiamo parlando comunque a livello nazionale di migliaia di casi, quindi una patologia che nell'ambito della oculistica è molto importante, tant'è che c'è stato uno sviluppo notevolissimo della tecnologia che noi abbiamo acquisito e che questo ci consente di aggredire questo tipo di patologia in maniera sempre più efficace. Diciamo appunto della retina, di questa membrana che avvolge la parte interna dell'occhio. Ora questa membrana, che normalmente è adesa, per una serie di eventi si può distaccare, questo attraverso dei buchi, dei fori, delle lacerazioni all'interno di questa membrana attraverso cui il liquido entra. Se rivediamo un attimo la foto o questa che ho preparato, la successiva, noi riusciamo a vedere come questo liquido attraverso questi fori entri al di sotto della retina, la scolli e questo determina un improvviso calo della visione. E qui passiamo all'altro argomento, cioè qual è il sintomo del distacco della retina. Il sintomo fondamentale del distacco della retina è una perdita della visione, quindi né dolore né rossore, ma solamente una perdita della visione. Quanto è questa perdita della visione? È chiaro che se il distacco è piccolo e limitato, questa perdita sarà limitata a una parte del campo visivo, quindi il paziente vedrà anche in periferia una parte totalmente nera come una tenda che lentamente scende. Quando il distacco invece è totale, ecco, c'è qualcosa di più grave, di più drammatico, perché il paziente non vede nulla, quindi c'è una perdita totale della visione. È possibile, mi perdoni, certo. lo interrompo nuovamente, ma è possibile bloccare, diciamo così, evitare che ci sia poi un distacco totale? C'è questa possibilità? Allora, è molto importante, anche in questo caso come in tutta la medicina, la prevenzione. La prevenzione tuttavia purtroppo non ci toglie la possibilità che eventi drammatici possano avvenire anche se abbiamo fatto un controllo poco tempo prima. È chiaro che occhi patologici, quindi soprattutto gli occhi dei miopi, sono quelli più soggetti a questo tipo di patologia e quindi un controllo, diciamo,
verso i 40-50 anni di un paziente, perché quella è l'età dei 50 anni in poi in cui maggiormente c'è un'incidenza di questa patologia e soprattutto in soggetti che sono miopi. Quindi un controllo a questa età ci consente di valutare se ci sono delle lesioni che possono farci pensare che in un futuro diano poi un distacco della retina. Queste lesioni quando presenti, ecco qui vedete, questa che è proprio una lacerazione, qui la vedete bene, è una rottura della retina. A questo livello esiste solamente una terapia chirurgica, perché ormai la retina è distaccata, ma se noi questa rottura l'avessimo valutata prima, con un laser eseguito ambulatoriamente, in alcuni casi possiamo prevenirla. È chiaro che il laser non ci dà la sicurezza, non esiste di fatto qualcosa che ci tolga completamente questa possibilità, però un controllo e una terapia preventiva, questo sicuramente possono ridurre l'incidenza di questa patologia. Un trauma può, anche in un soggetto che non sembrerebbe insomma, predisposto, un trauma può in qualche modo contribuire? Assolutamente sì, i traumi violenti, naturalmente stiamo parlando di questi traumi, possono provocare sia in persone che sono predisposte, quindi parliamo di miopi o persone che abbiano qualche lesione precedente, possono accelerare questo processo di disgregazione di una gelatina che c'è all'interno dell'occhio che si chiama vitreo, che poi è la causa vera e propria del distacco della retina. I traumi possono anche dare questo tipo di problemi a distanza di anni, quindi sono stati fatti degli studi per cui si è visto che un trauma, un forte trauma, preso anche anni prima, può col tempo, in determinate condizioni, accelerare questi processi che poi portano alla rottura della retina, quindi a un conseguente distacco della retina. Ecco, i controlli nella fase di prevenzione sono sufficienti o ci sono anche degli accorgimenti che magari appunto una persona miope deve in qualche modo osservare per evitare questo? Abbiamo detto i controlli, come ha detto lei, sono la prima cosa, ovviamente se c'è qualche lesione che preoccupa l'oculista questa va trattata con il laser. Apro una piccola parentesi, una volta il laser veniva usato molto più frequentemente. Adesso si è visto che in realtà solo alcuni casi meritano questo trattamento, in altri casi è meglio semplicemente osservare. Non so se adesso vedono il... Sì, questo è un intervento che affronteremo poi nello specifico, così il dottore ci spiegherà esattamente come avviene, anche perché adesso abbiamo una telefonata in linea e quindi sentiamo chi c'è dall'altra parte. Pronto? Buongiorno. Pronto? 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 Chi parla? Vediamo se riusciamo a ripristinare la telefonata. C'è anche una forma di ereditarietà, dottore? Allora, c'è più che altro una familiarità e quindi le persone che hanno una storia familiare, quindi il padre, la madre, il fratello, la sorella, che hanno avuto un distacco della retina, hanno un lieve aumento della possibilità, della percentuale di probabilità di avere un distacco della retina. Così pure persone che hanno avuto un distacco di retina in un occhio, è più probabile, non è frequente, ma è più probabile che lo abbiano nell'altro. Questo non deve ingenerare delle preoccupazioni eccessive, va bene? Però è chiaro che un occhio di riguardo, e qui è il caso di dirlo, va dato anche all'occhio controlaterale, perché spesso delle lesioni che hanno determinato in un occhio il distacco della retina sono presenti anche in uno stadio molto più primordiale nell'altro occhio. Quindi questa è sicuramente una cosa da valutare. Poi per quel che riguarda anche i sintomi, dicevo, una cosa molto frequente sono le cosiddette mosche volanti. Le mosche volanti sono determinate da che cosa? Dal fatto che all'interno dell'occhio c'è un liquido che si chiama vitreo. Questo vitreo è una gelatina costituita da gran parte d'acqua in cui sono presenti delle fibrille che sono omogenee e omogeneamente distribuite e trasparenti. Con l'età queste fibrille tendono ad addensarsi e quindi non sono più trasparenti, si formano dei filamenti. Quindi queste mosche volanti che spesso i pazienti ci riferiscono sono legate a queste. Questo è un indice che non deve far preoccupare perché è molto frequente, però ci deve sollevare un piccolo dubbio e quindi magari un controllo dall'oculista va certamente fatto. Abbiamo ripristinato la telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, è in diretta, prego.
Pronto? Buongiorno. Sì, prego, buongiorno. Pronto? Mi Sì, sente? sì, la sentiamo benissimo, prego, faccia pure la domanda. La domanda, io soffro di una maculopatia Sì, e vorrei chiedere al medico, siccome che è stato fatto 2 infiltrazioni nell'occhio e adesso è stabile, per quanto può andare avanti? benissimo, la ringrazio. Intanto, dottore, che cosa intendiamo per maculopatia? Allora, la macula è la parte centrale dell'occhio, la parte più nobile, quella che ci consente di leggere, di distinguere i volti. Ecco, la maculopatia è una cosa a parte, non è un distacco della retina, ma è certamente un'affezione della retina. La maculopatia, che ritengo che sia la maculopatia senile di cui il signore sta parlando, è una patologia tale per cui si formano dei vasi dove normalmente non ce ne sono. Questi vasi sanguigni, che sono queste membrane di proliferazione, vanno a danneggiare proprio la visione centrale. La terapia più aggiornata e più usuale ad oggi è quella delle iniezioni intravitreali. Noi a San Donà ne facciamo circa 2000 ogni anno, perché abbiamo tutta una serie di pazienti che seguiamo. Queste iniezioni bloccano questa vascolarizzazione, la fanno regredire. È chiaro che non la fanno scomparire, semplicemente la tengono in uno stato di quiescenza. E quindi è chiaro che sarà l'oculista a valutare con i controlli successivi se nel momento in cui si riattiva noi dobbiamo iniettare nuovamente. Qual è il numero massimo? Non esiste in realtà un numero massimo, ci sono numerosi trial che ci dicono che finché il paziente, l'occhio risponde, noi dobbiamo continuare quando questo si riattiva. Ecco, quindi questa è una cosa ancora un po' a parte, non è un distacco della retina, però è certamente una patologia molto molto frequente che va a colpire proprio la parte più centrale, quindi crea tutta una serie di problematiche in questi pazienti nella visione. Quindi non è detto, tornando alla domanda del nostro telespettatore, che queste 2 infiltrazioni, come le aveva chiamate io, siano sufficienti. Io auguro chiaramente allo spettatore che questi siano sufficienti, ma la nostra esperienza ci dice che questi pazienti comunque vanno controllati. È già una buona cosa, è molto positivo che abbia risposto a queste 2 iniezioni, perché vuol dire che è molto recettiva ai farmaci e quindi questa è una cosa sicuramente positiva. Questo non esenta però l'oculista e il paziente da controlli che comunque fanno parte dei nostri trial, e quindi i pazienti vengono già direttamente indirizzati con dei controlli programmati. Questo vale per tutti i pazienti. Tornando al distacco della retina, abbiamo parlato di un'età dai 40 in su per controlli, quindi prima dei 40 anni diciamo che non c'è questo rischio? Allora, no, il rischio c'è chiaramente in pazienti, è molto più basso. Allora, prima dei 40 anni succede, come diceva lei giustamente, i pazienti che abbiano subito forti traumi, oppure negli occhi che abbiano delle patologie già congenite, dove la retina è sicuramente più portata a queste cose, oppure in pazienti molto miopi. Ecco, queste 3 categorie sicuramente hanno necessità di avere dei controlli più frequenti. Chiaramente il miope più spesso va dall'oculista, e tutto sommato anche chi ha avuto un grosso trauma si fa normalmente vedere dall'oculista, però l'incidenza è molto minore fortunatamente al di sotto dei 40 anni. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Niente, sono ho una certa età, purtroppo la prossima settimana devo fare le cattarate su un occhio dopo tra un mese e l'altro. Non so, perché sono un po' terrorizzante da queste robe, perché se hanno una certa età c'è sempre paura sotto i ferri. Volevo chiedere, non so, se avete qualche preoccupazione, un qualche cosa di... Vuole essere tranquillizzato per questo intervento a cui deve sottoporsi, è questo in realtà, giustamente, anche sempre di un intervento si tratta, giusto? Vuole essere tranquillizzato che non ci sono, dottore, intervento alla cataratta? Allora, è un intervento molto molto frequente, torno a dire è un intervento frequente, ma non è un intervento banale.
Questo perché? Perché l'occhio ha delle strutture che sono veramente molto esili e quindi noi possiamo effettivamente avere degli effetti collaterali o delle complicanze come in ogni intervento. Fortunatamente l'indice di complicanze è sotto l'1%, quindi diciamo che occhi che normalmente non hanno patologie precedenti dalla cataratta traggono un notevole giovamento. Quindi il nostro paziente certamente va tranquillizzato, sapendo che comunque chi la opera è ben conscio che non c'è un intervento banale, ma l'attenzione verrà posta e quindi il risultato sarà quasi certamente ottimale per il nostro paziente. Allora, in bocca al lupo al nostro telespettatore. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo tra pochissimo a parlare ancora di patologie legate agli occhi e poi di patologie dentarie, tra poco. Antiti. Di nuovo in diretta con Ore 13, vi ricordo lo 0422 1626 798 per intervenire in diretta. Parliamo ora di patologie dentarie, parliamo in particolare, dottor Capuzzo, di estrazioni dentarie, che sembra insomma una prassi abbastanza semplice, se non fosse che in caso di determinati pazienti con patologie o sottoposti a particolari terapie può diventare insomma una prassi rischiosa o comunque insomma che ha bisogno di attenzioni particolari, ad esempio in caso di pazienti sottoposti a terapia anticoagulante. Beh, innanzitutto direi rischiosa no, se viene trattata con le opportune cautele. Molto spesso i pazienti che ci arrivano in ospedale sono spaventati perché questi farmaci anticoagulanti ovviamente rendono il sangue molto più fluido, quindi espongono questi pazienti tra virgolette a emorragie, e quindi sono molto preoccupati che successivamente un'estrazione dentaria ci possa essere un'emorragia. Tanti anni fa addirittura il farmaco veniva sospeso e il paziente veniva sottoposto con delle terapie alternative per sottoporsi alle estrazioni dentarie. Ormai da diversi anni noi non sospendiamo più il farmaco, ma invitiamo il paziente attraverso il suo medico di medicina generale o attraverso lo specialista che lo segue di regolare l'assunzione di anticoagulante affinché l'INR, che è il valore che ci dà la effettiva ci dà il polso della situazione da un punto di vista generale per poter procedere all'estrazione, abbia un valore che non sia superiore ai 2,50, poi anche se è 2,60 noi facciamo ugualmente. Questo ha un duplice vantaggio, che non espone il paziente a degli sbalzi della terapia anticoagulante per cui la moduliamo solo, e non deve fare la terapia alternativa che consisteva nelle famose punturette sulla pancia. Poi l'estrazione si può fare tranquillamente. Noi poi mettiamo anche dei prodotti all'interno dell'alveolo, cioè dove rimane il buco, chiamiamolo così, dopo che è stato estratto il dente, con dei materiali che minimizzano il sanguinamento. Procediamo sempre a una sutura, poi diamo delle indicazioni di massima che possono essere quelle che il paziente assolutamente non deve sciacquarsi nella giornata e anche la mattina successiva, perché altrimenti romperebbe il coagulo, e noi tranquillamente facciamo queste estrazioni. La interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata in linea, poi continuiamo a parlare di questo argomento. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego Sì, signora. pronto? Sì, io vorrei parlare col professore perché ho un problema del nervo ottico. Ho la maculopatia degenerativa e un occhio già non ci vedo, l'altro un decimo. E l'oculista mi ha consigliato di tentare, perché ho anche la cataratta, però a rischio, perché mi hanno detto che se mi opero le cataratte posso,
o acquistare un pochino o perdere quello che ho. Io sono indecisa, non so cosa fare. Hanno detto che non c'è niente da fare, non c'è interventi, e io sono qua, ho 79 anni, però ci vedo poco da vicino solo. Grazie signora, una battuta, dottor Sì, allora, velocemente diciamo che è vero che alcuni studi hanno dimostrato che l'intervento di cataratta può far, diciamo così, evolvere o riattivare una maculopatia. Detto questo, chiaramente l'oculista, quindi il medico che la segue, deve capire quando è il momento di comunque intervenire, perché è chiaro che la cataratta va a incidere sulla qualità della visione. È vero anche che noi possiamo, se abbiamo qualche sentore di una maculopatia attiva, fare prima un trattamento con l'iniezione di cui parlavamo prima e poi fare la cataratta. Quindi con l'oculista si valutano queste due cose: quanto incide la cataratta, quanto la maculopatia. Poi è chiaro che la cataratta c'è perché la maculopatia è senile, quindi è ovvio che quasi tutti hanno questa cataratta, ma arriva il momento in cui dobbiamo prendere una decisione, che spesso è quella di fare la cataratta con una copertura eventuale con queste iniezioni intravitreali. Quindi mi sentirei di rassicurare la signora che deve capire con l'oculista, perché se la cataratta veramente incide va, a mio parere, con le dovute precauzioni, rimossa. Dottor Capuzzo, torniamo a parlare di estrazioni dentali in determinati pazienti. Quindi chi si sottopone a terapia anticoagulante può sottoporsi tranquillamente, quindi rivedendo quelle che sono le... Non solo, e poi può assumere anche la terapia antibiotica ed eventualmente la terapia analgesica antinfiammatoria successivamente all'intervento, o nel caso presenti delle patologie di soprattutto ordine cardiaco, ma anche per esempio delle istituzioni di protesi d'anca, ginocchio, che quindi bisogna fare la profilassi antibiotica prima dell'estrazione. Non c'è nessuna conflittualità tra l'assunzione del Coumadin e questi farmaci che però devono essere ben inquadrati, nel senso che non si possono dare tutti gli antibiotici, ce ne sono alcuni. Per esempio l'amoxicillina più acido clavulanico è un farmaco tranquillissimo, mentre la claritromicina è un po' più meno tranquilla, ma non è che determina chissà che, però deve essere fatto l'INR, quindi il tempo della coagulazione, in tempi più ravvicinati, perché potrebbe dare delle alterazioni della coagulazione. Noi utilizziamo sistematicamente l'amoxicillina più acido clavulanico, diamo la claritromicina nel caso di allergie vere importanti all'amoxicillina, e quindi diamo la claritromicina. Per il resto non ci sono particolari problemi. Poi sono insorti i nuovi anticoagulanti orali, i quali hanno la prerogativa che possono essere sospesi 24 ore prima dall'ultima assunzione, 48 nel caso il paziente abbia un'insufficienza renale cronica abbastanza importante, e poi il giorno successivo all'intervento il paziente riprende il nuovo anticoagulante orale. Questi nuovi farmaci non necessitano di eseguire il tempo di coagulazione dell'INR, però devono essere gestiti in maniera un po' diversa rispetto agli altri anticoagulanti classici, perché credo stia adesso uscendo forse l'unico che ha un antidoto, perché fino a poco tempo fa questi farmaci non avevano l'antidoto, per cui in caso di emorragia era un problema serio. E bisogna accertarsi che il paziente l'abbia sospeso veramente 24 ore prima, perché se sono 12 o 14 cambia il problema. E anche qui non c'è nessuna difficoltà ad assumere gli antibiotici che parlavamo prima o gli analgesici e quant'altro.
Mentre per i vecchi, chiamiamoli così, anticoagulanti, che richiedono quindi il tempo di coagulazione, ecco, quanto tempo prima va rivista il dosaggio e quanto dopo l'operazione si può ritornare al precedente dosaggio? Allora, l'INR noi lo facciamo eseguire il giorno stesso dell'estrazione, in maniera tale che fotografiamo in quel momento l'INR e sappiamo se possiamo procedere all'estrazione o meno. Questo grazie anche alla collaborazione che abbiamo con il nostro laboratorio analisi, che quindi ci dà il valore in tempi molto veloci, perché poi se dobbiamo fare anche la profilassi antibiotica dobbiamo somministrare l'antibiotico un'ora prima dell'estrazione, quindi è tutto un meccanismo organizzativo che va un po' inquadrato, anche se, ripeto, ormai noi lo facciamo da anni e non abbiamo particolari problemi. Però per la popolazione, per la gente è un problema molto sentito, perché da noi arrivano molto spesso spaventati perché hanno il terrore, giustamente, per quello che loro pensano di avere delle emorragie anche imponenti dopo l'estrazione, invece se, ripeto, affrontato il caso con le dovute cautele, con le giuste misure, non c'è nessun problema. Ecco, ci sono anche altri tipi di patologie che possono in qualche modo, che vanno affrontate con le dovute cautele come in questo caso e che quindi vanno prese delle precauzioni, ecco. Parla di altri farmaci, esatto. Altre patologie. Allora, i bifosfonati. Che sono? Allora, questi sono farmaci che vengono somministrati a pazienti affetti da osteoporosi o pazienti oncologici. Qui il problema è molto più serio rispetto agli anticoagulanti, perché nel momento in cui il paziente assume il bifosfonato, in caso di estrazione dentaria o di qualsiasi intervento sull'osso, a livello mandibolare o a livello mascellare, l'osso non guarisce. Perché che tipo di medicinali sono questi bifosfonati, dottore? Beh, i nomi commerciali non li posso... No, che tipo, in che modo vanno ad agire sul corpo? Allora, ecco. Non è ben chiaro per la parte odontoiatrica come agiscano. Sembra che abbiano un'attività che agiscano sugli osteoclasti, per cui c'è un difetto di guarigione dell'osso, perché la domanda che viene spesso posta dai pazienti dice: ma se io prendo il farmaco per l'osteoporosi, perché poi se voi mi togliete perché il meccanismo è diverso da un punto di vista biologico e farmacologico. L'osteonecrosi è una esposizione di osso che non guarisce. E questo trattamento dell'osteonecrosi molto spesso o si riesce, se in fasi molto iniziali, a trattarlo con delle terapie antibiotiche molto prolungate e anche a dosaggi abbastanza impegnativi, oppure bisogna provvedere a inviare il paziente in una chirurgia maxillofacciale, dove poi verrà effettuato generalmente un intervento chirurgico di resezione della zona di osso che non guarisce. Il problema è a monte, nel senso che bisogna agire sulla prevenzione, perché se noi inquadriamo il paziente prima di assumere i bifosfonati, poi per l'amor di Dio tutto nella vita può succedere, però se partiamo con una situazione orale buona, per non dire ottima, difficilmente in corso di trattamento con bifosfonati il paziente dovrà sottoporsi a delle estrazioni. Nel caso malaugurato che si debba sottoporre a delle estrazioni, allora è un problema, perché c'è un protocollo che prevede una terapia antibiotica prima, durante e dopo l'estrazione, però non è la soluzione del problema, cioè non possiamo dire facendo questo tipo di terapia al 100% non succede niente, e quindi soprattutto a maggior ragione va
ha affrontato il problema di una costante igiene orale, domiciliare, almeno 2 volte all'anno, professionale dal proprio odontoiatra, controllare spesso la situazione odontoiatrica, che uno può vedere anche visivamente se insorgenza di una carie, perché per esempio le carie le puoi fare tranquillamente mentre il paziente assume il bifosfonato. Una terapia canalare, quella che comunemente viene chiamata devitalizzazione, si può fare, non è che non si possa fare, si può fare, però il rischio c'è di sollecitazione necrosi. E un altro problema che viene sottovalutato in questi pazienti è che anche i pazienti portatori di protesi mobili, che per motivi X hanno la protesi leggermente o tanto incongrua, per cui il bordino protesico batte sulla gengiva, determina un piccolo taglio, la gengiva si apre, espone l'osso, osteonecrosi. Prevenzione è la parola d'ordine, insomma, in tutti i casi. Sì. Ci fermiamo, torneremo a parlare ancora di queste problematiche subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta con Ora 13, torniamo a parlare di distacco della retina, abbiamo capito quelli che sono i sintomi, la prevenzione fondamentale. Nel caso però tutto questo non sia sufficiente e si verifichi proprio il distacco della retina, come diceva prima il dottor Santin, l'unica cosa da fare è quella dell'intervento chirurgico. Certo. Come avviene l'intervento chirurgico e quelle che sono poi anche le attenzioni da tenere una volta fatto questo intervento? Dottore. Certo, abbiamo visto che questa membrana che è la retina si stacca dalla sua superficie, dove è normalmente adesa. Come intervenire? Certamente non con il laser, perché a questo punto la retina è già staccata e il laser a poco serve. Due gli interventi, uno classico, cioè si appongono dall'esterno delle piccole protesi di silicone che avvicinano la parete alla retina. Questo si faceva anni fa, si fa ancora in determinati casi, adesso però la terapia, o meglio la cura più in uso è quella della vitrectomia, quindi noi entriamo nell'occhio, qui vediamo in questo filmato come entriamo nell'occhio con delle micropinze, con degli strumenti che hanno un diametro poco più grande di quello di un ago da insulina. Abbiamo nelle nostre sale chirurgiche dell'ospedale di San Donà tutta questa serie di strumenti che ci consentono di fare praticamente il 100% di questa chirurgia con tecnica microinvasiva. Quindi alla fine di questi interventi al massimo un punto viene posto, ma l'occhio viene toccato veramente il meno possibile all'esterno. Chiaramente all'interno invece noi andiamo a lavorare su questa che, come vedete, è una retina staccata. Questo peraltro mi chiedeva un giovane paziente che aveva una patologia di tipo miopico, dove, come vedete, la retina è già sollevata, si sono formate delle cicatrici anomale che noi andiamo a togliere con queste micropinze, e chiaramente sono tutte fasi molto delicate che tuttavia ci consentono in gran parte, in circa l'80-90% di casi, di ridare alla retina la propria fisionomia più o meno precedente all'intervento e di dare quindi una capacità visiva che è soddisfacente. Poi mi si può chiedere: ma questi pazienti vedranno come vedevano prima? Allora, se il distacco di retina è totale, chiaramente ci può essere un prezzo da pagare, che è quello di una visione che non sarà quella di prima, però una visione ci sarà. L'alternativa, che è quella di non operare, certamente ci porta a un'unica via, che è quella della cecità per questi occhi. Quindi la via è obbligata, però con queste tecniche, con dei sistemi di videomicroscopia che abbiamo in ospedale, noi riusciamo veramente a visualizzare tutti i particolari che hanno determinato questi distacchi e a risolverli con uno o a volte più interventi. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Ivana da Istrana. Niente, volevo parlare col primario. Prego. Niente, siccome che anch'io ho sentito prima la telefonata delle cataratte, siccome ho tanta paura,
Volevo sapere se, cioè come si fa l'intervento della cataratta, e se è vero che dicono che dopo la cataratta si vede meglio. Grazie signora. Grazie. Grazie a lei. Bene, allora le tecniche sono diverse, adesso la tecnica che noi usiamo è la tecnica con ultrasuoni, quindi facciamo delle incisioni con questa strumentazione microincisionale, incisioni di circa 2 mm, attraverso le quali noi entriamo nell'occhio. Non so se c'è anche un contributo, un filmato che noi abbiamo preparato. Con questi strumenti entriamo all'interno dell'occhio e rimuoviamo la cataratta. Che cos'è la cataratta? La cataratta è l'opacizzazione di un lenticolo che c'è all'interno dell'occhio, che è posto tra la cornea, che è la parte trasparente, e la retina, che è quella che avete visto, che ci consente di mettere a fuoco l'immagine sulla retina. Questo lenticolo con gli anni diventa opaco e a un certo punto noi lo dobbiamo togliere e sostituire con una protesi. Una piccola protesi che viene introdotta nell'occhio. Abbiamo adesso avuto in visione uno strumento veramente innovativo che è quello che è un laser, un femtolaser per la cataratta, e questo ci consente di avere anche una maggiore precisione in determinate fasi della cataratta. È una cosa nuova, o meglio, è una cosa già studiata che noi abbiamo avuto il piacere di avere in prova, e questo ci consente di avere ancora una maggiore sicurezza. Detto questo, per assicurare la spettatrice, direi che è un intervento che è sicuro, è un intervento che, torno a dire, è di routine, ma non è banale, ma certamente in mani esperte come quelle che sono quelle in tutte le equip chirurgiche. Ecco, questo che vedete è proprio questo nuovo strumento, questo femtolaser, che ci consente di eseguire alcune fasi, qui torniamo sulla retina, ci consente di eseguire alcune fasi di questo intervento con una precisione veramente incredibile. Quindi direi alla signora, se c'è l'indicazione all'intervento, che è un'indicazione che ovviamente le può dare solo il suo oculista, è certamente un intervento che lei può affrontare in tutta tranquillità. Abbiamo un'altra telefonata, forse in linea? Pronto? No, non c'è nessuno, andiamo avanti. Dottor Santin, quanto dura un intervento per il distacco della retina, mediamente? Allora, diciamo che mediamente l'intervento dura un'ora, può durare anche 2 o 3 ore in casi particolarmente delicati. L'intervento, come viene eseguito, anche l'anestesia è una cosa importante. Con questa nuova tecnica che noi abbiamo in uso, che è questa tecnica microincisionale, abbiamo la possibilità di eseguire questi interventi che una volta venivano eseguiti in anestesia generale, in anestesia locale. Questo significa per il paziente certamente un maggiore comfort nel post-intervento. Sono pazienti che nel 90-95% dei casi tornano a casa il pomeriggio stesso. Quindi certamente poter utilizzare una tecnologia di questo genere ci dà dei vantaggi veramente importanti. Abbiamo recuperato la telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Teresa. Prego. Un'informazione, sì, rivolta al primario oculista. A me hanno purtroppo diagnosticato delle miodeopsie e volevo capire se con le nuove tecnologie si può superare questo problema. Grazie. Signora, ci scusi, ma la sentiamo molto lontana, può ripetere? Le hanno diagnosticato esattamente che cosa? Sì, delle miodeopsie. Pronto? Pronto? La sentiamo male, se può dirlo lentamente. Sì, allora, ho delle miodeopsie. Miodefroxie? Miodesopsie. Ok, benissimo, okay. Perfetto, Allora, abbiamo sentito. Grazie signora, grazie per la sua telefonata. Prego. Parlavamo prima appunto del vitro, che è questa gelatina che sta all'interno dell'occhio. Questa gelatina, addensandosi, perde la propria trasparenza, per cui noi vediamo come quasi fosse un'immagine proiettata tra lo schermo e la pellicola, vediamo proprio questi filamenti. Allora, esiste una cura, in realtà è stato adesso introdotto un laser che non elimina il problema totalmente, ma semplicemente rompe queste fibrille quando queste sono troppo grandi, quindi le frantume in tanti minuscoli particolari
per cui alla fine noi comunque avremo una certa visione di queste piccole macchie, ma chiaramente questi corpuscoli più piccoli non andranno a incidere in maniera importante, come avviene in alcuni casi, sulla nostra visione. Torno a dire però che sono pratiche che si usano solo in determinati casi e solo quando queste mioesopsie, questi agglomerati di queste fibrille sono veramente importanti e impediscono una visione corretta, perché anche questo trattamento laser ha delle controindicazioni. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, prego. Io vorrei parlare col dottore che non so se è il dottore primario sta parlando adesso io ho avuto non una catarata, sono andato a una catarata, però ho fatto un'emorragia dell'occhio, sarebbe una maculopatia. Vorrei sapere se questa qua possiamo guarire. Sì, ne aveva parlato prima esatto. di questo, della possibilità insomma di intervenire. No, è la prima volta che chiamo io. No, prima di lei aveva chiamato un telespettatore che aveva sottoposto al dottore la stessa problematica, proprio delle maculopatie, ma comunque il dottor Santin ripete quello che aveva detto giustamente. Noi abbiamo delle forme proprio emorragiche, anche ha ragione il telespettatore, per cui esistono anche all'interno delle maculopatie diverse forme, ci sono le maculopatie secche, le maculopatie sudative e le maculopatie emorragiche. Ora, la maculopatia emorragica, che provoca veramente un importante, ingravescente e drammatico calo della vista, va trattata innanzitutto con questa terapia di cui abbiamo parlato prima, che è una terapia di tipo farmacologico con queste iniezioni. In alcuni casi selezionati possiamo anche aggredirla chirurgicamente. È un intervento che è molto complicato, molto invasivo, e quindi non tutti i pazienti che hanno questo tipo di patologia hanno però la possibilità di trarre giovamento da questo tipo di trattamento. Quindi il paziente va studiato, bisogna capire se c'è una parte di tessuto che noi possiamo salvare e spostare nella parte malata, allora a quel punto possiamo eventualmente proporre questo intervento, però anche qui è una parte molto piccola dei pazienti che giungono alla nostra osservazione che possono essere o possono trarre giovamento da questo tipo di trattamento, che è un trattamento però chirurgico vero e proprio. Quindi il consiglio al nostro telespettatore è quello di affidarsi al suo proprio specialista, va valutato in un ambito, ovviamente con delle strumentazioni, in un ambito possibilmente ospedaliero. A quel punto si valuta se c'è un'indicazione, se c'è si valutano i pro e i contro di questo trattamento, e certamente se c'è un'indicazione può essere affrontata, però torno a dire è una piccola parte dei pazienti che giungono alla nostra osservazione che hanno un'indicazione a questo tipo di trattamento chirurgico. Ci fermiamo ancora per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi, a tra pochissimo. Rieccoci in diretta con Ore 13, abbiamo subito una telefonata, quindi passo subito la linea al nostro telespettatore, telespettatrice. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Allora ringrazio di questa trasmissione e oggi proprio mi viene a comodo. Prego. Allora, voglio chiedere al medico, non so se dico il termine giusto, mio marito è stato operato 2 anni fa al pitterigio nell'occhio destro. Volevo sapere se una volta operato questo è risolto, ho capito, perché giustamente non è più andato a fare una visita e loro una volta operato avevano detto basta. Ha capito? Grazie signora, prego dottor Santini. Entriamo ancora in un altro ambito, però parliamo sempre di occhio naturalmente. L'opterigio è la crescita della congiuntiva, che è la parte al di sopra della parte bianca di questa sottile membrana, sopra la cornea, che è la parte trasparente. La rimozione dell'opterigio normalmente è risolutiva, nel 30-40% dei casi però ci può essere una recidiva. Questa ovviamente è un'eventualità neppure troppo remota, che visivamente, quindi o il paziente guardandosi allo specchio o chi è vicino al paziente può facilmente notare. Se questa cosa avviene, ovviamente se è una recidiva importante, questo opterigio può essere rimosso anche una seconda volta. Quindi direi che semplicemente una visita oculistica può dire questa cosa, ma anche la semplice osservazione dei familiari o del paziente stesso può già dare un'indicazione
sul fatto che questo pterigio sia o meno recidivato in maniera importante. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa e buongiorno ai suoi illustri ospiti. Grazie, prego. Io sono stato operato ambo le cataratte 3 anni fa, però adesso ho una specie di disturbo con la luce che mi dà un po' di fastidio e mi viene sempre la tentazione di mettere le mani negli occhi. Seconda cosa, volevo chiedere, la quanti anni può durare una volta innestata dentro? Quella protesi che ha detto il dottore può stare eterna oppure c'è difficoltà? Grazie. Infinitamente. Grazie a lei, grazie per il suo intervento. Dunque, rassicuriamo il paziente perché la protesi dura certamente più della mia vita, sicuramente di più, ma della vita di ognuno, è una protesi eterna. Allora, il problema qual è? Che questa protesi viene messa all'interno di un sacco che viene svuotato del proprio contenuto che costituisce la cataratta, quindi noi manteniamo il sacco, introduciamo questo cristallino all'interno di questo sacco che tuttavia nell'arco di 1, 2, 3, 5 anni può andare incontro a un opacamento. Chiaramente non conosco il caso specifico del signore, ma è probabile che questo opacamento determini in determinate condizioni di luce un effetto abbagliamento. A quel punto, se la diagnosi è cataratta secondaria, perché così si chiama, con un semplice intervento di pulizia con il laser che va eseguito ambulatoriamente e dura alcuni minuti, noi abbiamo la risoluzione del problema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Sì, sono la signora Caputo Angela. Prego. Volevo chiedere un'informazione. Prego. Io ho avuto un glaucoma acuto nel mese di giugno. Praticamente la pressione dell'occhio mi era arrivata a 60 e mi hanno allargato l'iride dell'occhio sinistro con il laser. Poi nel mese di settembre ho fatto la visita, sempre per glaucoma, e la pressione era su dell'occhio sinistro e mi hanno fatto la cataratta e mi hanno sostituito il cristallino. E praticamente niente, è andato tutto bene, tutto quanto l'intervento. E ogni 3 mesi devo fare una visita. Ecco, e volevo chiedere se questo glaucoma in futuro possa creare problemi ancora, possa succedere nell'occhio destro. Certo. Qualche informazione da potermi un po' tranquillizzare. Grazie signora per averci chiamato, prego dottore. Allora, il glaucoma è un aumento della pressione dell'occhio, il glaucoma acuto per definizione è un aumento improvviso della pressione dell'occhio, che è dovuto a un problema di ingombri all'interno dell'occhio stesso, quindi rimuovere la cataratta significa rimuovere un ingombro e ridurre questa probabilità di avere un attacco di glaucoma acuto. Avendo rimosso il cristallino in un occhio, le possibilità sono ridotte al minimo, per cui direi alla signora di stare tranquilla. L'altro occhio, che normalmente è una conformazione simile al primo, ovviamente avrà questa predisposizione, quindi lì sta l'oculista a capire se solo con il laser riusciamo a prevenire questa patologia oppure se anche in quell'occhio sia più utile, più giudizievole, più sicuro asportare il cristallino, quindi ridurre l'ingombro per eliminare quasi del tutto le probabilità di avere un attacco acuto di glaucoma. Torniamo a parlare, dottor Capuzzo, abbiamo parlato degli anticoagulanti, però un capitolo a sé meriterebbero i bifosfonati di cui parlava prima, che vengono somministrati a pazienti oncologici e pazienti che soffrono di osteoporosi. Pazienti numerosi, parlava prima, mi accennava durante la pausa pubblicitaria, numerosi casi che vi trovate ad affrontare, e comunque quello dei bifosfonati è una cosa che è stata scoperta recentemente, per cui non c'è una vera e propria enciclopedia, dottrina medica che possa in qualche modo... 2002. E una cosa anche da sottolineare di questi farmaci è che dipende molto, sempre collegati alla possibilità o meno di fare delle estrazioni dentarie o degli interventi chirurgici, odontoiatrici,
da quanto tempo assumono il farmaco e se il farmaco è somministrato per via orale o per via intramuscolare, quindi ci sono tante cose che vanno valutate. Il paziente, per esempio, osteoporotico sicuramente ha una, diciamo, è meno esposto al rischio di osteonecrosi, ma non possiamo parlare di rischio zero. Poi anche le percentuali sono difficilissime, non si possono quantificare, perché una domanda che ci viene spesso rivolta dai pazienti è: ma quante percentuali ho che mi insorga l'osteonecrosi o no? Non è possibile identificarlo. Ripeto, sicuramente il paziente che ha l'osteoporosi ha un rischio minore rispetto al paziente oncologico, ma non ha rischio zero. Questo è purtroppo il grosso problema. E quindi bisogna anche lì vedere da quanto tempo lo assume, come lo assume, perché poi in alcuni casi se fai la sospensione per un certo periodo del farmaco ha senso, in altri casi non ha nessun senso, perché poi sono farmaci che stanno in circolo parecchi anni, quindi non è che la sospensione sia sempre la soluzione di questo problema. In alcuni casi sì, in moltissimi altri no. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti per averci disegnato un po' un quadro di quella che è la situazione legata a questi due importanti argomenti che abbiamo discusso oggi. Sicuramente ne torneremo a parlare perché sono appunto argomenti che riguardano un'ampia fascia della nostra popolazione. Ringrazio il dottor Michele Capuzzo, primario di odontostomatologia dell'USL 4 Veneto Orientale, grazie anche al dottor Giorgio Santin, primario dell'unità oculistica dell'USL 4 Veneto Orientale. Grazie a tutti voi. Grazie a voi che avete chiamato per esporre i vostri problemi, grazie a chi ci ha seguito e buona giornata naturalmente con i programmi di Antenna 3. Arrivederci.